Siamo quasi al Giro di Boa, fra una settimana ci saranno novità sulla Pedemontana, a dirlo dal palco del congresso regionale della CISL Luca Zaia. Sulla Pedemontana stiamo lavorando, è da mesi che continuano le trattative dei nostri tecnici e dei nostri consulenti con l'azienda e ovviamente con le istituzioni dello Stato, e verosimilmente nel giro di una settimana, 10 giorni, si dovrebbe arrivare al Giro di Boa e decidere se chiudere tutta la partita positivamente con l'approvazione del nuovo testo di contratto oppure chiudere definitivamente questa avventura. Un'opera importante che va terminata, spiega il segretario generale della CISL Onofrio Rota. È un'opera importante, noi l'abbiamo definita un'opera per il paese, non è un'opera per il Veneto, la Pedemontana. È chiaro che non possiamo permetterci di rimanere in una situazione di stallo e lasciare quell'opera incompiuta. La scelta coraggiosa, dico perché in effetti si mette le mani nelle tasche dei veneti applicando la tassa all'addizionale regionale, però è un'opera urgente perché rilancia il paese e mette in connessione anche le aziende di quel territorio.